Innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere venuti e la Libreria Massara è molto contenta di poter presentare il primo libro di Walter Garatti, poi dopo Daniele vi introdurrà il libro. Due cose tecniche: quando incominciamo anche i posti prenotati si possono occupare, quindi sedetevi, esatto, servitevi dei posti liberi. Anche voi ragazzi laggiù non state in piedi, venite pure, ci sono 3 posti liberi. Bene, poi per chi ha prenotato non butti via il foglio su cui c'è il nome della prenotazione, perché quest'oggi vale come 15% di sconto sull'acquisto di tutti i libri, indipendentemente da quali prendiamo. Bene, spero che sia un pomeriggio divertente e lascio la parola a Daniele Quarello che presenterà la serata. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, io intanto vi do il benvenuto questa sera a questa presentazione. Vedo che siete numerosi, per cui vuol dire che c'è interesse, c'è ancora prima che il libro sia uscito, quindi oggi che esce ce ne sarà ancora di più. Vi do appunto il benvenuto. Io sono Daniele Quarello, sono un collaboratore della Tribuna di Treviso e mi è stato chiesto dal mio amico Walter questa sera di introdurvi a questa lettura e per questa presentazione, e quindi con molto piacere ho accolto l'invito, e anche se insomma è un impegno, perché è un libro secondo me molto di alto valore linguistico e di alto valore narrativo, per cui è impegnativo introdurlo così in pochi minuti. Ci proveremo. Ringrazio innanzitutto la Libreria Massara che ci ha dato l'opportunità di fare questa presentazione questa sera. Vorrei ringraziare inizialmente anche l'editore del libro, quindi Panda Edizioni Andrea Tralli, che è qui in prima fila, e ovviamente l'autore Walter Garatti, che questa sera ci racconterà un po' di cose. Poche cose, perché poche cose. Ok. Allora, niente, io partirei presentandovi l'autore, il mio amico Walter Garatti. Allora, molti di voi lo conoscono già, credo quasi tutti. Lui è un castellano doc, attualmente lavora come convittore, giusto? Educatore, l'ho sbagliata subito. Ti ringrazio per tutti gli anni che mi hai tolto. Lavora come educatore al convitto, ho sbagliato, al convitto di Castelfranco. Ci accomuna una cosa molto importante, che sono i nostri studi, cioè lo studio di filosofia che abbiamo fatto entrambi all'Università di Padova, alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova, dove abbiamo studiato insomma negli stessi locali, probabilmente nelle stesse aule, probabilmente con molti professori anche in comune, e quindi questo è sicuramente un punto che ci accomuna. Parliamo del libro, cominciamo subito a parlare del libro Il Decifratore. Allora, quando Walter mi ha chiesto di fare la presentazione, io ho subito accettato, perché innanzitutto per il legame che ho di amicizia che ho con lui, e anche per la curiosità che avevo appunto di vedere questa sua prima fatica letteraria. Quando mi ha consegnato il testo mi sono ritrovato davanti un libro, e la prima cosa che ho pensato, ho detto: questo qui non è un romanzo, cioè non è un romanzo nel senso diciamo generico. Si sente? Sì. Nel senso si sente? Vai. Si sente? Sì. Ok. Non è un romanzo nel senso generico del termine, per una serie di motivi. Innanzitutto perché un romanzo in genere è strutturato con una serie di personaggi che in qualche modo sono inseriti all'interno di una storia che ha un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Ecco, questo libro non è un romanzo di questo tipo, è qualcosa di diverso. E quindi quando mi sono ritrovato a leggerlo mi sono subito reso conto che c'era qualcosa di più rispetto a quello che poteva essere appunto un semplice romanzo, un primo romanzo, insomma, perché si tratta del primo libro che lui pubblica. Il libro ha una struttura molto, molto particolare, che io cercherò con una metafora di spiegare. Ovviamente questa è l'interpretazione che ne do io.
leggere questo libro è come visitare una mostra, cioè è come entrare in un museo, fare un percorso, visitare una serie di opere e arrivare alla fine con un percorso appunto alle spalle e con un contenuto forte che ci portiamo dentro. No, questo avviene in genere nelle mostre. Allora, il libro di Walter funziona in questa maniera qui, cioè c'è una premessa che è il primo capitolo del libro che diciamo introduce la storia, che dà l'impianto, e dopo questa premessa ci sono una serie di capitoli che non sono una storia che procede unitariamente, ma sono una serie di dipinti, mi permetto di dirlo visto che insomma siamo amici, una serie di dipinti che appunto danno una rappresentazione di immagini, di figure, di brevissimi racconti con argomenti e tematiche totalmente diversi l'uno dall'altro. Cioè andiamo veramente da temi che vanno da il racconto di viaggi, eccetera. Sono tematiche molto differenti. Allora, io vorrei raccontarvi molto brevemente, perché poi c'è la lettura appunto dei testi del libro, quella che è la premessa che serve a capire tutto il libro. Allora, la premessa si svolge appunto in un piccolo paesino che non viene ben precisato, ok? Dove si trova né che tipo di non viene ben precisato che tipo di paese è. Insomma, si svolge in questo piccolo paesino in cui accade una cosa molto particolare. Gli abitanti di questo paese, in seguito ad un episodio, perdono la capacità di sognare, cioè nessuno fa più sogni di notte, proprio sogni inteso proprio come i sogni che facciamo durante la notte. Questo fatto capita improvvisamente in seguito a un gesto di inutile violenza che un gruppo di ragazzini compie nei confronti di un abitante di questo paese che rappresenta un po' forse la tradizione. Se qualcuno me lo chiede, io dico anche cosa devo fare? No, si sente. Se qualcuno me lo chiede, io dico anche che paese è, perché è qui vicino. Io lo chiedo che paese è. Che paese è allora? Dillo subito così. Pagnano d'Asolo. Bene, abbiamo scoperto già una prima cosa. Dopo spiego meglio una cosa, perché è nato in una trattoria ai Cerniei di Pagnano d'Asolo. Dopo spiego meglio. Ok. E adesso è anche chiusa purtroppo. Si Sì. sente anche se non ho il microfono. Abbiamo già scoperto una cosa in più che nel libro non c'è, l'ambientazione. Allora, in questo paesino accade appunto questo episodio, questo gesto di violenza che alcuni giovani compiono nei confronti di un anziano del paese, e improvvisamente dopo questo episodio gli abitanti iniziano a perdere la capacità di sognare. Questo crea conseguentemente una serie di problemi alla popolazione, cioè la mancanza del sogno crea dei problemi di natura fisica alle persone, di natura psicologica, perdono il loro equilibrio mentale e la loro salute. E un abitante di questo paese fortunatamente scopre un modo per in qualche modo far ritornare i sogni agli abitanti, ed è, potremmo definirlo, anche se forse non è calzante, è un po' il protagonista del libro, anche se forse con un libro di questo tipo non è calzante il termine protagonista, comunque scopre il modo per far tornare i sogni agli abitanti di questo paesino. Dopo questa premessa, nel libro cosa accade? Che viene fatto un elenco, Walter utilizza proprio il termine elenco, ok? Di una serie di sogni che vengono raccontati e che sono i sogni prima perduti e poi ritrovati dagli abitanti del paese. Quindi questa è la struttura del libro. Quindi c'è questa premessa e poi c'è l'elenco e la narrazione di questi sogni. Sono sogni per cui la dimensione del sogno è una dimensione che non è la dimensione della realtà, è una dimensione in cui accadono fatti che nella realtà non potrebbero accadere. Questo è l'impianto del libro. E
tutti questi capitoli, ciascun capitolo racconta un sogno diverso. Per volontà dell'autore, tra l'altro, il libro non ha i numeri di pagina, e credo che questo sia un dettaglio importante, perché ci introduce proprio nella dimensione del sogno, che è una dimensione in cui spazio e tempo, no, i nostri parametri non sono precisi, sono un po' sfumati, come è sfumata tutta la realtà del sogno. E ci narra tutti questi sogni. All'interno di questi sogni compaiono tutta una serie di personaggi, ci sono molti riferimenti a opere d'arte, che sono, come dire, un punto che ritorna spesso. Infatti la prima domanda che volevo fare a Walter è questa, così entriamo già nel vivo. Come mai, qual è il motivo per cui ci sono così tanti riferimenti a quadri, a opere d'arte nel libro? Qual è il legame tra i quadri e i sogni? Che domanda difficile, ma avendolo scritto io spero di essere in grado di rispondere. Allora, in realtà il decifratore rappresenta la metà del mio progetto. Il mio progetto nella mia testa, che è nato nel 2007 a Cerniei Pagnano durante la gita in bici, che io faccio sempre da solo, purtroppo, purtroppo perché è una scelta mia, insomma. In realtà io avevo pensato a 29 capitoli, di cui un capitolo iniziale e i 28 capitoli che corrispondono alla fase lunare, in sostanza. Secondo il mio primo progetto erano previsti 11 capitoli che parlavano di quadri, li ho in borsa, non nel senso che li ho già scritti, ho già in testa se ci sarà una continuazione, ma non dico niente perché ho scoperto che scrivere è molto ma molto difficile, ma veramente, no difficile, no difficile sì, ma molto faticoso, proprio anche fisicamente. Vabbè, allora, quadri perché tanti anni fa in un museo ero a fianco di una persona e guardavamo una natività, poi c'era la Sacra Famiglia, eccetera. E questa disse: io sono ateo, però di fronte a un quadro del genere provo un grande senso di serenità, di pace interiore, eccetera, eccetera. Allora nel libro ho cercato di trasmettere il fatto che l'arte comunque ci fa star bene e deve farci star bene. In un capitolo addirittura una guarisce, perché appare, poi mi fermo perché per chi non l'ha letto è una questione di rispetto. Non che dia all'arte un potere taumaturgico, però secondo me fa star bene. Poi essendo un sogno non è che faccio un furbetto, quindi faccio quello che voglio, però la mia interpretazione l'arte è questa: l'arte è una cosa che fa star bene. È meglio che ci avviciniamo all'arte piuttosto di esserne privi, così come è meglio recuperare i soldi. Allora ho messo questi 3 quadri. Non ci sono italiani per tutta una serie di motivi, perché ho analizzato credo 500-600 quadri, ne ho scelti 14, di cui 3 ne ho messi nel primo libro, perché erano finalizzati un po' a questa storia. Tra l'altro saluto Fabio Basso che è arrivato, che è un grandissimo artista, e scusate la parentesi, lui aprirà una mostra venerdì. Io purtroppo, non essendo convittore ma essendo istitutore, faccio la notte, però il sabato ci vediamo. Fabio siamo de classe, si può dire. Voglio solo un flash, poi chiuso. Fabio meriterebbe di parlare ore. Nei quadri che io vedo in internet 2 volte gli ho chiesto: ma Fabio, non fare il furbo, queste sono fotografie, per dire il livello che ha raggiunto, e con questo ridò a Daniele. Grazie. Bene, applauso. Ci metto un applauso. Per Fabio, non per te. Allora, io adesso farei così: facciamo subito una prima lettura di un tratto del libro, visto che abbiamo i nostri lettori. Allora abbiamo Franco Berton e Maria Cristina Leardini di Immaginario Sonoro, che si introducono al libro con la lettura di un brano che adesso loro presenteranno. Passiamo dietro col microfono. Io andrei a mangiarmi un gelato intanto. No.
No, no, niente. Faccio una prova al microfono così, si sente? No, ok. Quadro 2. Giovanna raggiunse il laghetto distante 3 chilometri da casa sua, in quella giornata di aprile in cui nessuno avrebbe dovuto essere privato della gioia di vivere, della voglia di natura in risveglio. Lei, al contrario, da 10 mesi era prigioniera di una tristezza che la possedeva senza sosta. Pensava continuamente a cose tristi, trasformando le cose piacevoli della vita in dubbi esistenziali, in domande senza vie d'uscita. La madre non riconosceva più in quella ragazza cupa con lo sguardo assente la bambina gioviale che le aveva rallegrato la vita, l'adolescente sempre attorniata da uno stuolo di amici. Tutti l'avevano sempre amata per la sua giovialità. Superato il traguardo dei 20 anni, tutto cambiò, lentamente. Nessuno capiva il motivo o i motivi di questo cambiamento incredibile. Nessuna lite con gli amici, l'amore reciproco con la mamma, il rispetto e la stima di tutti coloro che la conoscevano fin da quando sgambettava per le stradine del paese. Niente di tutto questo era mai stato sfiorato da qualche incidente di percorso. Gli studi universitari proseguivano con regolarità e ottimi risultati, schiere di coetanei la invitavano continuamente a uscire la sera, ma lei non aveva mai accettato con nessuno. La gente, mormorava, sempre pronta a mandare in aspettativa l'intelligenza e la discrezione. Il laghetto era diventato ormai un'abitudine per la ragazza solitaria. Così l'avevano marchiata gli abitanti del paese. Non che ci andasse per pensare o per studiare, no, lei cercava soltanto un momento di tranquillità, lontano da tutti. Sedersi sotto l'olmo con la schiena appoggiata al suo ruvido tronco le dava tutto ciò che lei cercava in quei pomeriggi primaverili. E aprile era il più amato dei mesi, con le sue fioriture, il ritorno degli uccelli, le foglie che ordinate tornavano a ornare la vegetazione. Il cielo faceva da contorno con le nuvole bianche che si rincorrevano, mai stanche di essere pizzicate dai venti di questa irripetibile stagione di risvegli. L'erba iniziava a nascondere, dopo la pausa invernale, il terreno e il suo colore scuro, tonalità che a Giovanna non erano mai state gradite. I primi tepori collinari la fecero addormentare. Non si rese conto di come i suoi occhi non riuscissero più a guardare le gazze e i passeri, gli storni e gli altri volatili che le passavano sopra la testa. Cadde in un sonno profondo, all'ombra di quell'albero, rassicurante con la sua altezza. Le nuvole, obbedienti a un misterioso comando, si unirono a formare una specie di gigantesca tenda sulla chioma dell'olmo. I cespugli, che formavano una sorta di semicerchio intorno, cambiarono colore, assumendo una tonalità decisamente più scura. Si era venuto a formare una specie di palcoscenico. Da una nuvola scese una luce color nocciola, seguita da altre piccole luci dai colori tenui. Nel giro di alcuni minuti formarono un rettangolo luminoso della grandezza di qualche metro. Era la solitudine, il dipinto di Jean-Baptiste Camille Corot. Nel boschetto e nel laghetto nulla cambiò. Giovanna dormiva senza dare il minimo segnale di risveglio. L'opera d'arte del maestro ondeggiava verso la ragazza formando un movimento arciforme che sfiorava l'olmo, per poi salire fino alle sue fronde più alte, piegandosi per non urtare i rami. Infine scendeva verso la ragazza toccandole con gli angoli le punte dei lunghi capelli castani. Il contatto era talmente lieve
che il sonno non fu interrotto. Sembrava un tappeto volante più che un quadro. Dopo qualche decina di volteggi, con il bosco a fare da spettatore, il capolavoro del maestro venne assorbito nella nuvola e scomparve. Il risveglio della donna seguì il dissolversi delle nuvole non più compatte e il ritorno dei cespugli al colore di sempre. Il cielo tornò a far penetrare i raggi del sole sul prato dinanzi allo specchio d'acqua, illuminando impertinente il bellissimo viso di Giovanna, che si svegliò allargando le braccia, sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. Le sue guance erano rosse e temporaneamente rugose. La corteccia dell'olmo lasciava un segno a chi si addormentava su di essa. Provò una sensazione di benessere, indefinita e indefinibile. Tornata a casa, ricevette la visita di Alberto, che la invitò per la prima volta ad uscire per una semplice passeggiata. Le prime ombre della sera non si erano ancora annunciate. Lei lo guardò e vide in quel ragazzo gentile, alto e carino una luce particolare in quegli occhi verdi. Capì che comunque non era quello l'aspetto che la colpiva maggiormente. Mentre lui l'attendeva sull'uscio di casa, lei raggiunse la sua camera, prese una giacca leggera e uscirono insieme. Fu in quel momento che le apparve un'immagine precisa. Nello spirito di Alberto si era insediato il dipinto di Corot e capì che lui non le avrebbe mai impedito di assaporare i momenti di solitudine rigeneratrice nel boschetto vicino al lago. Allora, siamo entrati nel vivo del libro. Come avete potuto ascoltare, il riferimento qui era a questo dipinto di Corot, appunto per tutti i motivi che abbiamo detto prima. L'arte ha un ruolo molto importante all'interno del libro. Volevo chiederti una cosa io, Walter. Perché scrivere un libro sui sogni? È una domanda, forse è la domanda più importante di fronte a un libro che racconta questi sogni in maniera così viva, con descrizioni così dettagliate come abbiamo appena sentito. Perché scrivere un libro sui sogni? Più che un libro sui sogni, è un libro attraverso i sogni, cioè il sogno diventa uno strumento per parlare di tante cose, perché all'interno del libro c'è la luce, c'è la notte, c'è il sole, c'è la luna, molte stelle, soprattutto, ma non solo nell'ultimo capitolo, c'è il passato e il futuro e ogni tanto c'è anche il presente. Quindi il sogno diventa il luogo, il tappeto, io lo chiamo, che io uso per poter parlare di cose che necessariamente devono interessare tutti, secondo me, se interessano tutti è meglio, ma non possiamo farne a meno. Io volevo citare, a proposito di studi di filosofia, un libro che mi capitò in mano. Quando si comincia a studiare filosofia, tu vorresti essere pieno di soldi in tasca, perché vorresti andare nelle librerie, soprattutto i primi mesi, e comprare tutto quello che è possibile. Hai fame di leggere, vorresti evitare perfino di andare a letto per leggere di tutto. Uno di questi libri era un libro che, pensato anche per una recita teatrale, un certo Pagotto, che io ho fatto vedere anche a qualche ragazzo, che ogni tanto mi diletto qualche ragazzo che deve fare la maturità del liceo, così a parlare con loro se me lo chiedono, perché secondo me la filosofia non va insegnata, ma è il luogo dove si pongono delle domande. Questo libro contiene all'inizio, anzi nella quarta di copertina, tre negazioni che formano un'affermazione, e dice esattamente: la filosofia non può permettersi il lusso di non essere seguita dai non addetti ai lavori. Vuol dire che deve interessare tutti. E allora vengo al dunque. Per me la cultura non è l'insieme dei libri che uno ha letto. Oddio, i libri sono importanti, sono qua a presentare un libro che ho scritto lì, cioè sarebbe un po' un controsenso.
ma la cultura è il patrimonio collettivo che noi abbiamo. Un giorno, leggendo un libro nella biblioteca nostra della Brighiero, che era tuttora fornitissima, trovai un detto di quelli che magari adesso circolano in internet a centinaia, però questo mi colpì, allora internet non c'era, e diceva quando muore un vecchio va in fumo un'enciclopedia. È uno dei principi che hanno ispirato il mio libro, cioè che non si possono perdere le cose che hanno creato, vissuto le persone prima di noi, anche se non hanno la cultura dei libri. Nell'ultimo capitolo questa cosa penso di essere riuscito a spiegarla. Quindi il sogno è uno strumento, poi io mi sono anche divertito un pochettino, diciamocelo, come dice Franco Berton, professor Franco Berton. Nulla vuole che chiami professor Franco Berton, ma io Franco Berton, professore, e mi disse, quando io gli parlai di questo libro che ormai avevo finito, gli parlai del mio terrore di pubblicarlo, terrore. Se mi faccio vedere sarei io. Esiste, non è un sogno. E mi disse, vai tranquillo, ti sei divertito a scriverlo? Sì. E allora, questa è la cosa importante. Poi mi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Il libro ha una sua vita autonoma, è una specie di creatura, dico bene Franco, correggimi. Sì. Va incontro al mondo, adesso questo piccolo mondo siete voi, per me siete già un grande mondo perché siete tanti, vi ringrazio. E adesso vedremo, cioè non è facile capirlo, però io avevo scritto 300 pagine in 2 mesi e in un mese ho tolto 100 pagine, 200 scusate, perché ho detto meglio un libro di 100 pagine che la gente magari legge 2 volte, piuttosto che un libro di 300 pagine che uno dice vabbè finisco di leggerlo solo per cortesia, perché magari se lo trovo sotto i portici gli dico guarda bello il tuo libro, pesantino ma ce l'ho fatta. No, io ho cercato di fare una cosa leggera, insomma. Allora, professor Berton. Allora, una buona voce mia, avete sentito prima. Visto che mi ha tirato in causa, volevo precisare che ci sono libri che sono pieni di termini, cioè di parole che finiscono con se stesse. Poi ci sono libri che sono dei ponti, cioè sono dei messaggi che vanno verso qualcuno che li ascolta. In alcuni momenti diventano anche degli abbracci e penso che questa sia la volontà del nostro autore. Allora, prima di fare la seconda lettura ti chiedo un'altra cosa, Walter, visto che ci siamo. Penso che a maturità insomma. Sì. È un'interrogazione praticamente. Ti chiedo di raccontare, visto che l'hai citato prima, hai citato Pagnano e il luogo dove è nata l'idea, di raccontare come è nata l'idea di questo libro. Allora, 2007, 8 anni fa, io non sono un grande scalatore, faccio dei giri, mi piace molto la Pedemontana, mi piace andare anche sul museo qua verso Campo San Piero, da quando l'hanno aperto. Ero sudato, luglio, mi fermo, trattoria I Ciarniei, che adesso è chiusa, sono anche andato per fare una foto, ho visto che dopo i gestori sono andati un po' sopra le nuvole, come si dice, ed è chiusa. Mi sono fermato, ho detto, mi fermavo ogni tanto, magna lì un panico sorpresa, sono indietro tanto per... Allora c'era il gestore che cucinava, no, il suo mi pare fosse fratello o cognato, mi disse guarda, come si dice, la fettatrice la sto pulendo, è tutta sporca, cioè sporca all'alcol, se te vuoi il panino qua soppressa devo tagliartelo col coltello, vai in cucina, si presenta con coltello la Stephen King, una roba così. Ho detto vabbè, cioè, per me è lo stesso, basta che mi fai il tuo panino. Allora mi presenta sto panino e la fetta soppressa era una succursale di una fiorentina, cioè era una roba di 1 centimetro come minimo. Allora ingaggio un corpo a corpo questo panino, alla fine l'ho vinta io, e mentre mangiavo sto panino mi è venuta in mente questa cosa, che forse, come dice Berton, avevo già nella mente prima, però in quel luogo ho ideato, concepito, si può dire, forse esagerato,
l'idea poi è stata perfezionata. L'ho tenuta tutti questi anni, però Pagnano è il quadro, cioè è il paese che è raffigurato, che è raffigurato in questo quadro. Certamente qui il campanile ha una punta molto acuta, come quelli a Tortesini, eccetera, però questo è Pagnano d'Asolo, secondo me. E certo c'è un capitolo in cui si parla della luna, eccetera, ma molti capitoli si svolgono, cioè molte storie si svolgono nel paese, nel borgo, io lo chiamo in molti modi, questo è Pagnano d'Asolo, mi faranno cittadino onorario, ma no, scherzo, che poi è una frazione di Asolo. Oh, se non sbaglio, tra l'altro, Immaginario Sonoro ha qualche legame con Pagnano d'Asolo ultimamente, o il professor Bertoni, se volete dire... No, mando la donna che è più piacevole da ascoltare. Quindi Pagnano d'Asolo è questo, insomma, secondo me. Ci spiega il legame con Pagnano d'Asolo a questo punto? Andiamo un po' fuori tema. Sì, va bene. Volentieri. Vuoi sederti qui? No, assolutamente. Io mi sento a disagio, però beh, a poltrona. Stai benissimo. Sì, si sta comodi, sì. Hai appena partorito, scusa. Sì, ringrazio per questa occasione. Allora, con Immaginario Sonoro stiamo realizzando un film sulla Grande Guerra e alcune scene verranno girate ad Asolo e a Pagnano e in altre zone collinari. E quindi è un momento di incontro anche per noi con questo casuale che non è Van Gogh. Grazie. Grazie a te. Allora, visto che siete qua pronti, piazzati e tutto, facciamo la lettura. Allora facciamo un altro passaggio di microfono. Grazie. Brughiera. Giorgio uscì di casa molto presto quel mattino. Si era svegliato alle 5 e da quel momento non era più riuscito a riaddormentarsi. Non gli era mai capitato. Non rientrava nella categoria di persone che non riescono facilmente ad alzarsi dal letto. Anzi, riposava normalmente 7 ore, cosa che per una persona della sua età era più che sufficiente, e senza mai svegliarsi. Il sonno era per lui una vera ricarica. Quindi non fece caso più di tanto a quella prima volta in cui il suo orologio biologico così preciso si era, per così dire, inceppato. La temperatura di 3 gradi non gli fece cambiare idea. Voleva passeggiare sulla brughiera. Stivali, maglione pesante, giacca antipioggia e immancabile cappello nero. L'inverno non era mai stato un problema per gli abitanti della brughiera di Bodvin. Dalla sua casa doveva percorrere solo poche centinaia di metri per addentrarsi tra le distese di Erika. Spesso pensava che avrebbe potuto affrontare il percorso abituale anche a occhi bendati, ma la vicina scogliera consigliava prudenza. Cercava di non calpestare i fiori, se possibile. Trascorsa mezz'ora, iniziò a percepire una presenza, come se dietro di lui un'entità invisibile lo stesse inseguendo. A volte queste sensazioni erano diffuse tra i residenti dei luoghi. Leggende, mistero e natura particolare erano una sorta di ideale habitat dell'irrazionale. La ragione dell'uomo non poteva ignorare l'atmosfera unica della brughiera. Non era un luogo di poesia, piuttosto si poteva definire amabilmente inquietante, spesso evocativa, teatro di leggende universali senza tempo. Giorgio si girò di scatto perché avvertiva un qualcosa che mai prima d'ora lo aveva sfiorato. Si sentiva inseguito, ma non scorgeva nessuno, pur ostacolato nello sguardo dalla nebbia. Gli uccelli sopra di lui lo portarono per qualche istante a guardare verso le veloci nuvole di Cornovaglia. Pensò che il deficit di riposo e la stanchezza fossero la causa delle sue strane sensazioni.
Dopo alcuni minuti, però, capì che la strana sensazione non era dovuta alla sua condizione fisica. Il sole biancastro di gennaio proiettava ombre pallide sui megaliti. Tutto era quasi obnubilato. Giorgio, pur continuando a camminare, si accorse che qualcosa non andava. Il sole era alla sua destra, ma non produceva alcuna ombra. Niente. Eppure Giorgio adesso era sicuro che l'irrazionalità che lo stava ormai attanagliando aveva un nome preciso: ombra. Un'ombra che egli finalmente sorprese, voltandosi di scatto con la velocità di una mangusta. E la vide, grigiastra e un po' trasparente, alta, dalle forme umane, una figura spettrale ma viva, che gli stava a una decina di metri in direzione opposta alla scogliera. Immobile, sì, ma dava l'impressione di poter cambiare posizione in un attimo e anche meno. Vagamente definita nei contorni, pareva modificare gli arti superiori come se questi, e solo questi, fossero mossi dal vento che spirava dal mare. Giorgio non si agitò una volta passata la sorpresa. La mancanza apparente degli occhi in quella figura era l'aspetto che più gli incuteva timore. Ma, proprio mentre pensava a questo, due luci azzurre apparvero improvvisamente su quella che probabilmente era la testa di quella presenza spettrale. Il colore era celeste, ma emanava riflessi sempre più verdognoli. Giorgio iniziò a correre, calpestando l'erica. Correva, ma non solo per paura, voleva osservare la reazione dell'ombra. Più si allontanava da lei, più l'ombra si avvicinava, al contrario, più si avvicinava ad essa e più l'ombra si allontanava. Decise allora di sedersi su un masso e aspettare. Iniziò un confronto a distanza. Gli occhi ora verdi della creatura fissavano Giorgio, il quale si stava quasi abituando alla situazione. Lui era certo che si trattasse di un'apparizione inusuale, anche perché il mattino non gli sembrava il momento più propizio per apparire da parte di un'entità evanescente. Doveva trattarsi di un fenomeno non legato a forze oscure negative, visto che la notte era trascorsa. Questo lo tranquillizzò. Le forze del male, da che mondo è mondo, non escono il mattino presto. Sono gli uomini che portano il male di giorno, per lo più. Non che disdegnino di nuocere al prossimo anche nell'ora della notte. Ma in genere le tenebre sono il luogo preferito dalle forze oscure, ribadì a se stesso. Tranquillizzato almeno in parte, Giorgio tentò di comunicare con il suo imprevisto compagno mattutino, dapprima con la parola. Se mi senti, dimmi chi o cosa sei e perché mi stai inseguendo e che cosa vuoi da me, esordì con il più normale strumento di comunicazione. Non giunse risposta, ma questo non lo sorprese, se l'aspettava. Dopo 5 interminabili minuti di silenzio, rotto solamente dai versi dei corvi che numerosi volavano in cerchio su di loro, accadde una cosa che mai Giorgio avrebbe potuto immaginare. E lasciamo ai lettori la fine di questo piacevole racconto e il compito dello svelamento. Bene, allora, come avete potuto vedere, insomma, l'idea di questa presentazione era quella di lanciare dei piccoli messaggi, si dice, di piccoli input, che potessero incuriosirvi di fronte al libro, senza svelare ovviamente tutto quello che è la conclusione finale del libro.
Allora io direi adesso, se c'è qualche domanda del pubblico, magari ne raccogliamo un paio, 2 o 3, così Walter può rispondere alle vostre curiosità, alle vostre richieste. C'è qualcuno? Se vuoi venire qua, oppure... Ma mi sentite? Sì. Ho voce abbastanza forte. No, devo dire che grazie anche alle letture e anche alle anticipazioni, il libro mi ha molto incuriosito e penso che lo leggerò volentieri perché mi sembra di aver intuito che contiene delle cose molto importanti. All'inizio accennava al paese Pagnano, insomma, un paese del quale gli abitanti non sognano più, no? A causa, non so, di un maleficio o di una... non so bene, comunque. In realtà credo che questo paese nel quale gli abitanti non sognano più sia la nostra società attuale, nella quale si sognano solo che cosa? Oggetti e nient'altro. La seconda considerazione che volevo fare è: mi piace molto il linguaggio, perché è un linguaggio che è un po', adesso uso un'espressione un po' inesatta, un po' a metà strada fra poesia e prosa, no? In realtà utilizza molte espressioni poetiche per creare un'atmosfera, no? Cioè per trasportare il lettore in questo ambiente particolare. E da quel po' che ho sentito, credo che l'autore abbia saputo anche dosarlo con una notevole abilità. Basta. Grazie. Una recensione eccellente questa del libro. C'è qualche altra domanda? Qualcun altro? Voglio dire che l'ho fatto leggere a una bimba di 8 anni e l'ha letta tranquillamente. E allora ho pensato, lo può leggere sia un bimbo di 8 anni che un laureato, perché racchiude in sé tante cose, tante profondità. Però se un bambino piccolo lo legge, vede il sogno, come l'Orso Puck, che a me è piaciuto tantissimo. Così. Sicuramente il mio parere è che è un libro che ha diversi livelli di lettura, per cui è un libro che va riletto, insomma, non va letto una volta e messo lì, è un libro che va riletto per riuscire ad arrivarci proprio in profondità, ecco, perché ci sono davvero più livelli di lettura. Un'ultima domanda, c'era un'altra mano alzata in fondo, prego. Io conosco Walter Garatti da 15-20 anni, ci siamo trovati a lavorare. Buonasera, ciao. Ecco, voglio chiedere, cosa c'è di autobiografico in questo libro? Ti spiego. Io non ti conoscevo in questa veste, ti ho sempre apprezzato per la capacità di individuare i codici dei libri e quindi mi cavavi la difficoltà da tirarli fuori, per la tua abilità che hai acquisito nell'uso del computer, perché abbiamo informatizzato la biblioteca dell'istituto, grazie soprattutto alla tua volontà, alla tua tenacia. Anche a servizio eri un po' perplesso perché i computer non ti piacevano. No. Ecco, sentendo, non ho letto il libro, ma sentendo questi vari, mi ricorda un po' lo stile di Comisso e anche di Coso e anche di Tobino, che a me sono piaciuti moltissimo per la semplicità nella scelta dei termini, ma anche per la qualità dei termini che hai usato, almeno sentendo la lettura. Complimenti. Grazie. Allora, Walter, quanto c'è di autobiografico dentro a questo libro? Non hai una domanda di riserva? Allora, quando iniziai a scriverlo ne parlai con pochissime persone, chiaramente i miei familiari, e uno
ma collega, c'è una persona che conosco da tempo, mi dice guarda che è impossibile scrivere un libro senza che entri anche di soppiatto, come di nascosto, un qualcosa di te. Io ho detto può anche darsi, però io credo che ci sia poco, nel senso che quello che magari è entrato, ripeto, di soppiatto, ho cercato di trasformarlo in elementi che possano interessare tutti. Quando prima dicevo che, scusate se mi ripeto, mi hanno detto di non ripetermi, ma questa cosa la voglio ripetere. Quando dicevo che secondo questo autore la filosofia non può permettersi il lusso di non essere seguita dai non addetti ai lavori, vuol dire che, ripeto, parlare del sole di mezzogiorno, della luna di mezzanotte, non sono cose che devono essere viste in antinomia e neanche in visione dialettica. Secondo me il principio del libro è la dinamica, nel senso che le cose, scusate, no, è un po' difficile. Secondo me il principio base è che bisogna fare le cose che ci piacciono, le cose che siamo capaci di fare, e se le conseguenze sono o piccole o enormi, questo dipende dal fatto che se facciamo le cose dobbiamo farle spontaneamente. Puck, secondo me, e ringrazio chi me l'ha ricordato, è l'esempio di colui che fa le cose non pensando poi di essere ringraziato, non pensando di passare la storia, non pensando di fare neanche del bene, semplicemente il bene è la normalità. A metà marzo io ero a messa e nel Vangelo di Giovanni c'era un passaggio: chi fa il male odia la luce. Nel mio libro la luce viene nascosta, obnubilata, è un termine che ho imparato al liceo, purtroppo scusate se mi ripeto, però la luce alla fine ha sempre la meglio, e dà la meglio proprio perché si scontra con le tenebre, così come il male vince se lo metti nei confronti del bene. Non so, io in un capitolo, lo dico chiaro e tondo, parlo di Dio per chi ci crede, dell'armonia per chi non ci crede, del caos, del Big Bang, chiamatelo come che volete. Però la parola Dio non la trovi mai nel libro. Io ho cercato di fare questo con un linguaggio, ringrazio Lorenzo che l'ha colto, anche se non ha letto ancora, mi auguro che lo legga, più semplice possibile, perché io credo che già la vita sia di per sé piena di noia certe volte, proprio perché questa società ci sta inondando di troppe cose che ci annoiano. Io non voglio annoiare e non voglio annoiare la gente. Quindi scriverai un altro libro? Sì. Adesso io non so leggere come Berton e come professor Berton. Franco, sempre. Sarò Franco. Franco, sì. Allora, qui c'è io ho portato questa cosa qui. Questo libro, Zanzotto, è un'intervista, ha il volume di un pacchetto di Marlboro, insomma, di sigarette, di MS, non vuol fare pubblicità. Quindi vedete, io non porto enciclopedie, è un libretto che mi ha colpito anni fa. Eterna riabilitazione da un trauma di cui si ignora la natura. Che roba è questa? Vi leggo questo passaggio di Zanzotto, non so poesia, perché io... Allora, 1. La sacralizzazione della natura che non può rispondere, ma in realtà fa come se rispondesse con la sua bellezza. Questo è Zanzotto. Ma mi interessa farvi leggere questa cosetta. Guardate che non ho niente a insegnare a nessuno, non ho mai niente, è solo per fare due chiacchiere. Allora, Zanzotto dice: sono stato a Conegliano 2 domeniche fa. La solita sagra di paese dava un senso di rincretinimento. È tutto un agitarsi di moto, macchine, la gente che veniva fuori dal vespero si scontrava con quella che andava allo stadio. Brutto, ecco, una specie di mare di punti in movimento senza significato. Allora, questa cosa mi ha colpito qualche anno fa, perché, dico, punti in movimento, c'era, mi fermo, cioè, lo dico solo, un certo Eraclito che disse che i punti in movimento formano il mondo, il flusso. I punti in movimento formano il mondo, sono
in una realtà piccolissima, come ha fatto lui con la sua mente, e vanno a creare il mondo. Adesso i punti in movimento dall'universo sono qua, e anch'io uso il cellulare. Ho comprato il primo smartphone, anzi 2, perché il primo me l'hanno clonato con Scaroli e ho dovuto farlo imparare. Allora, perché cito questo? Perché dopo 10 giorni che avevo cominciato a scrivere il libro ho pensato, ma chi me lo fa fare? E dopo ho detto, se 10 ragazzi sotto i 18 anni mettono €1 assieme per comprarsi il libro, io ho raggiunto il mio scopo, cioè di fare in modo che i giovani leggano. 10, dopo diventeranno 20, non lo so. C'è una signora di 90 anni che sta leggendo il libro, che ha detto anche che le piace, io ho detto sono felicissimo. E cito, cioè finisco con una frase. Allora, è scritto che io ho la passione dell'orologeria, è vero. Cito una pubblicità di una marca di orologi, non cito la marca chiaramente, adesso voi pensate cosa dice questo qua. È una cosa intelligentissima questa frase. Dice, puntini non si possiede mai completamente, semplicemente si custodisce e si tramanda. Ecco, quando dicevo, quando muore un vecchio va in fumo un'enciclopedia, se noi evitiamo che questo patrimonio di conoscenza dei nostri vecchi vada perduto, ci comportiamo bene e facciamo le cose giuste. Quando le persone che non hanno letto libri, alcune non li hanno letti perché la loro scuola è stata bombardata durante la guerra, come potevano finire la scuola? Però io mi ricordo che con le persone anziane con cui ho parlato anche ore ho imparato tantissimo, come se avessi letto quel giorno una cinquantina di libri. Io ho scritto un libretto, cioè nel senso della brevità, e ognuno è libero di trovarci le cose che più gli interessano, secondo me, che più lo dilettano, ecco questo. Poi piace o meno, secondo me i diversi piani di lettura, credo di essere, sto per dire una cosa antipatica, credo di essere riuscito a tenere diversi piani di lettura senza che si mettano a litigare tra di loro. Questo forse ci sono riuscito, ho ampi margini di miglioramento, non so se scriverò ancora, per adesso accontentatevi. Allora, Walter, ci avviamo alla conclusione di questa presentazione. Allora, intanto ringrazio tutti voi che siete intervenuti stasera. Tra l'altro vedo che ci sono molti studenti tuoi e credo che questa cosa ti faccia piacere e sia, insomma, un giusto riconoscimento del tuo lavoro, della tua competenza, insomma, come educatore e non come educatore dei convittori del convito. E ringrazio di nuovo la libreria Massaro, ringrazio Panda Edizioni, l'editore del libro, e direi di concludere, se vi va, con la lettura di un ultimo tratto del libro. Facciamo il bonus. Mario, uno degli abitanti del villaggio, non era mai riuscito a dichiarare il suo amore per Marcella e pensare che quel suo sentimento lo accompagnava in ogni momento della giornata. Un giorno di sole luminoso, camminando ai margini del bosco, vide una busta da lettere appoggiata sullo steccato della casa di lei. La prese in mano e non senza qualche esitazione la aprì. Al suo interno un foglio un po' stropicciato conteneva alcune frasi scritte da mano ignota. Capì che se avesse letto a Marcella quelle parole, lei forse lo avrebbe guardato con uno sguardo che mai gli aveva riservato. Trovò alla fine il coraggio di tirare la campanella appesa al carpino di fianco all'ingresso. E Marcella uscì dopo qualche secondo interminabile. Mario si avvicinò e senza entrare in casa iniziò a leggere a Marcella quelle frasi sul biglietto venuto da chissà dove. Tu sarai il mio fiore, lo farò diventare forte
i suoi petali resisteranno al mistral. Sfiderà il solleone, si scrollerà di dosso la prima brina, i rapaci lo fisseranno ammirati dall'alto, la grandine si scioglierà prima di toccarlo, le api non oseranno entrarci, i suoi colori faranno arrossire l'arcobaleno, il tempo non lo farà sfiorire mai. Il cerbiato non lo calpesterà, crescerà maestoso sfidando la quercia secolare. Gli altri fiori lo imiteranno invano. Dopo aver scorso queste righe scritte in verticale, quasi una poesia, a Mario cadde il foglio, forse per l'emozione. Si chinò a raccoglierlo e si accorse allora che altre parole erano apparse in quei 3 secondi. Lesse anche quelle. Questo fiore farà capire a tutti che, se in principio era la parola, in seguito venne anche la bellezza che tutto avvolge e con la quale tutto si confronta. Sarà sempre più esteso, verrà un'alba limpida e la sua corolla sarà così grande che la tua immagine si calerà al suo interno, lieve, luminosa e protetta da sguardi estranei. Soltanto io mi potrò avvicinare per poter scorgere, privilegiato, il suo splendore. Quando ebbe letto anche queste poche righe, Marcella non poté fare a meno di abbracciare il suo Mario, così forte che le sue costole furono messe a dura prova, lui così mingherlino. Si incamminarono lungo il sentiero che scende dalla collina e porta al paese. Tutto intorno appariva diverso, l'erba più verde, i canti dei merli più intensi, i versi delle gazze meno ruvidi, i carpini più maestosi, l'olmo meno rugoso, il ruscello più musicale del solito e la chiesa più bella che mai, le nuvole, padri impressionisti. Camminarono per 3 ore tenendosi per mano. Mario credette, mentre attraversavano il ponticello di legno sul ruscello, di non avere più piedi. Si sentiva come sollevato, quasi procedesse come un overcraft, sospeso in aria, tanta era la sua eccitazione. Non aveva propriamente la sensazione di volare, ma non sentiva quasi più il terreno sotto i piedi. Marcella si rese conto che quel timidone di Mario nascondeva un tesoro prezioso. Solamente leggendo quelle poche parole era riuscito a superare gli ostacoli che lo tenevano lontano dall'unica donna di cui si era prima invaghito e poi innamorato nella sua fino ad allora monotona vita. Al termine del bosco, dopo la lunga passeggiata, senza aver pronunciato una sola parola, i 2 tornarono alla casa di lei. Entrarono e non ne uscirono fino alla sera successiva. Tutto tra loro fu sempre e soltanto voglia di recuperare il tempo sprecato, e ci riuscirono insieme per tutta la vita.